Era il marzo 2019 quando un blitz di carabinieri e guardia di finanza ha scoperchiato un sistema messo in piedi dall''ndrangheta in Veneto, con decine di arresti, sequestri di milioni e accuse che andavano dalla corruzione al riciclaggio di denaro sporco. Pochi gli imprenditori ricattati che ebbero il coraggio di denunciare, tra loro il costruttore edile Mario Borella, consigliere comunale a Camponogara dal 2014 al 2019 e candidato sindaco a Mira nel 2012. Un imprenditore che io definirei anche un imprenditore coraggio, perché è un esempio veramente per tutti quelli che sono nella stessa situazione, cioè minacciati dalla mafia. Aveva venduto un appartamento ad una persona, a Mangone, il quale però non aveva pagato il prezzo e aveva promesso di pagarlo nel giro di un anno. Cosa che però non è avvenuta e per cui l'imprenditore ha iniziato a pretendere i suoi 75.000 euro. Mangone lo portò di fronte al notaio, dove in realtà l'imprenditore si vide uno scritto in quale doveva rinunciare di fatto a tutto, dichiarando di essere soddisfatto del prezzo, cosa che non era vera. Da lì sono partite anche delle minacce da parte dei presenti e lui ha dovuto in qualche maniera firmare, perché veniva minacciata anche la famiglia, la moglie, eccetera, e questo ha creato, diciamo così, una sorta di estorsione, vera e propria estorsione con aggravante mafiosa, che è appunto il capo di imputazione che dell'udienza preliminare che si è tenuta. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio del notaio e l'udienza preliminare a carico di Mangone, uno dei principali indagati nell'inchiesta della cosca calabrese affiliata al Grande Aracri, è stata rinviata al 27 giugno per mancata notifica all'imputato. Il nostro obiettivo è quello di costituirci parte civile, cercheremo di farlo alla prossima udienza, chiedere un risarcimento del danno che sarà non soltanto un risarcimento di tipo materiale, cioè per il prezzo appunto dell'appartamento che è stato perso, ma anche un risarcimento di tipo morale. Dopo l'arresto di Mangone e dei suoi complici nel 2019, Borella si recò dalla Guardia di Finanza per raccontare quanto gli era accaduto, fornendo importanti riscontri agli investigatori. Ha avuto paura della vicenda, di quello che gli è accaduto, però ha avuto quel coraggio, un esempio importante di un tentativo andato a buon fine da parte di un imprenditore veneto di ribellarsi alla mafia e di avere il coraggio di denunciare e di portare di fronte al giudice coloro che hanno collaborato a questa estorsione con finalità mafiosa.